E in questa stanza c'era un presidente che è stato indagato per fatti di mafia. Onorevole, lei lo ha conosciuto o no? No. Sono stato convocato un venerdì per un sabato, siccome lei dice che ha conosciuto solo persone per bene qui dentro, io lo devo smentire. No, lei mi ha detto in questo Parlamento ho conosciuto solo persone per bene. Le posso dire che la sua affermazione mi trova. No, io non la devo aiutare, perché lei è persona che non ha bisogno d'aiuto, no? Cioè mi perplime che lei dica che in questo Parlamento vengono solo persone per bene, perché purtroppo vorremmo tutti che fosse così. Ma io sono stato convocato un venerdì per un sabato dal predecessore dell'onorevole Minciullo, con il quale è in atto un contenzioso, quindi non voglio diciamo, dargli ulteriore, ma che insomma è stato raggiunto da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non per costruzione abusiva. Avvocato, lei scusi, un attimo, poco fa, quando qualcuno le ha ricordato i suoi problemi con la giustizia, lei si è seccato. Scusi. Quindi non le consento di utilizzare lo stesso strumento che poco fa lei le ha fatto perdere le staffe. Scusi, tanto per essere chiari. Tanto per essere chiari. Lei per essere chiari. Ma lei mi ha tolto la parola quattro volte. Non ho capito. Tanto per essere chiari, lei lo dice a casa sua e non lo dice a casa mia. Ciò posto. Ma non è casa sua, è casa mia che lei in questo momento presiede. Allora, lo vuole capire o no? Che non è casa sua? Guardi, per essere chiari, le ho tolto la parola. E lei me la toglie, la quinta volta che me la toglie. Ma non gliela toglierò perché lei non ha modi corretti di comportarsi. Lei poco fa non si possono fare i nomi, mi sono stati chiesti i nomi, onorevole Dina, che ha convocato, mi faccia fare i nomi. Mi faccia fare i nomi. Intanto le sto dicendo che lei mi deve ascoltare. Ma lei mi ha interrotto per la quinta volta. E la interromperò per 2000 volte. E perché se ognuno risponde alle proprie azioni. Chiudo pure e finiamo qui questa vicenda. Ma perché lei? Allora lei poco fa si è lamentato con me perché l'onorevole Lentini le ha ricordato di un provvedimento che lei ha in corso e ha detto che queste cose qui dentro non vanno trattate. Non ho detto questo. No, allora così come lei... Assolutamente non ho detto questo. Allora non lo ricorda. Allora così come... non lo ricordo, non ho detto questo. Non ho detto, non mi faccia dire cose che non ho detto. Va bene. Allora, io sono pronto a rispondere di tutto. Guardi, mi ascolti. Ma le posso dire una cosa? Ma lei non può dire quello che io non ho detto. Scusi, non si metta a fare con me. Ma gliela posso dire una cosa? Gli ho tolto la parola. E lei ha questo potere che io non ho. E mi tolga la parola, ma non mi fa rispondere all'onorevole. Con i suoi dipendenti che manda sotto provvedimento disciplinare perché non la pensano come lei. Chiaro? Ma lei sta scherzando. D'accordo. Dopodiché. No, mi faccia dire. Chi le ha dato questa informazione? Chi le ha dato? Lei ha detto una cosa gravissima. Dopo questa poi la discutiamo dopo. No, non discutiamo niente dopo. Scusi. Lei demagogicamente. Come farà lei le promozioni? Questo lo vedremo dopo. Ma lei mi sta minacciando. Ma lei mi sta minacciando. E lei è convinto che tutti la minacciamo. Qui nessuno la minaccia. Guardi che per le promozioni c'è una legge. Sì, non si preoccupi. Ma cosa, guardi, questa sua ascolti, Presidente. Siccome lei è a lei non è consentito di insultarmi. Allora, siccome lei a lei non è consentito di insultarmi. Lei è venuto qui per provocare i deputati di questo Parlamento. Io sono venuto per provocare. Mi faccia rispondere. Alle 3:30. Lei non vuole sentire i nomi. Lei ha paura dei nomi. Si vergogni. Lei presiede così una commissione. Mi fa accompagnare